Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Eccoci alla consueta rubrica settimanale Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo della sindrome di Tourette, praticamente un disturbo che si manifesta con tic sia motori che sonori che si intrecciano, però ce ne parla, così approfondiamo gli aspetti di questa patologia, ce ne parla la dottoressa Noemi Di Nardo, che è psicologa e psicoterapeuta. L'abbiamo raggiunta nel suo studio a Trieste. Buongiorno dottoressa Di Nardo, grazie per aver accolto il nostro invito. Io ho fatto così una piccola introduzione, però ci spieghi effettivamente che cos'è la sindrome di Tourette. In molte persone non la conoscono, però chi ha un parente, chi ha un familiare in casa deve affrontare delle grosse problematiche. Poi magari sentiremo anche al telefono una signora che appunto conosce molto bene, conosce queste problematiche. Intanto cominciamo da lei. Beh, come diceva, la sindrome di Tourette è un disturbo del neurosviluppo e può avere manifestazioni sia di tic motori che vocali, semplici o complessi, che poi vanno a intrecciarsi anche ad aspetti comportamentali. Prevalentemente interessa soggetti in età evolutiva, infatti l'esordio va dai 2 ai 15 anni e con prevalenza di tic in età scolare, e ovviamente proprio perché interessa, come ho detto, prevalentemente soggetti in età evolutiva, le conseguenze influiscono inevitabilmente sullo sviluppo e sui processi di formazione e socializzazione dell'individuo, che molto spesso viene escluso proprio perché questa sindrome non è conosciuta a sufficienza. Ecco, io sentirei proprio a tal proposito una signora che abbiamo detto che vive questa esperienza ogni giorno, avendo appunto un familiare con questa problematica. Non diremo il nome, la sentiamo al telefono. Buongiorno signora. Buongiorno. 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 Ecco, mi piacerebbe sentire, visto che è una problematica che non è molto, una patologia che non è molto conosciuta, è proprio le problematiche che lei deve affrontare quotidianamente con un familiare appunto che ne soffre. Infatti io ho una figlia di 14 anni con la sindrome di Tourette e adesso parlo un po' in generale per tutti i genitori. Sì. Ci sentiamo spesso giudicati, colpevolizzati dalle persone esterne per i comportamenti anomali dei nostri figli. Infatti i tourettici vengono ingiustamente giudicati come disobbedienti, poco attenti, irascibili, e se in comorbilità con il disturbo ossessivo compulsivo vengono giudicati maniacali e matti, tra virgolette. Poi tra le mura domestiche il tourettico tende a peggiorare i sintomi e a aumentare i tic e si dimostra più agitato e aggressivo. Diciamo che per noi genitori è un ricominciare ogni giorno, perdonarci per non aver mantenuto la totale calma e dirci che domani faremo un passo in più. È un lavoro continuo su noi stessi e comunque sul nostro equilibrio. E questa situazione suscita nelle famiglie una molteplicità di vissuti e sentimenti, quali frustrazione, impotenza, intolleranza, che alimentano un rapporto spesso conflittuale con il bambino e non lo aiutano a superare le sue problematiche. Quindi è importante che vengano supportati dagli esperti anche i genitori, sia spiegando loro una serie di tecniche che permettono al figlio di gestire in modo più adeguato e consapevole le sue difficoltà, e sia offrendo loro un sostegno psicologico nei momenti particolarmente critici. Ecco, ci sono, praticamente c'è un gruppo di genitori e quindi una sorta di mutuo aiuto, no? Vi date una mano? Sì, noi ci siamo riuniti, però diciamo l'Associazione Italiana Sindrome di Tourette è un'associazione a livello nazionale. Sì. Non c'è un'associazione poi nelle varie regioni, siamo noi che di nostra spontanea volontà ci riuniamo
per confrontarci sulle problematiche e divulgare appunto questa sindrome. Sarebbe importante appunto che questa AIST poi divenga anche a livello regionale. Noi chiediamo il supporto anche di figure sanitarie competenti, a partire dal medico di famiglia fino ad arrivare allo psicologo, neurologo e ai docenti scolastici, per assistere maggiormente i nostri figli, che molto spesso non vengono capiti e quindi non aiutati in maniera adeguata. Quindi questo è lo scopo anche, no, della trasmissione di oggi, far arrivare la vostra voce il più lontano possibile, in sostanza, farvi conoscere il più possibile. Assolutamente, molto importante, perché appunto questa sindrome non è conosciuta proprio dai dottori stessi, sì, infatti. Signora, io la ringrazio, so che lei è impegnata in questo momento, la lascio al suo lavoro. Grazie per la sua testimonianza e auguri. Grazie a voi, grazie. E quindi ritornerei dalla dottoressa Di Nardo. Ecco, ci sono terapie, che cosa potete fare al momento? A parte che appunto gli psicologi possono aiutare in un certo modo, perché sono eventualmente neurologi e psichiatri che possono somministrare farmaci specifici. Dico bene, dottoressa Di Nardo? Esatto, anche perché comunque non è che c'è una terapia farmacologica specifica, ma si può agire magari sulle comorbidità, perché come accennava anche la signora al telefono, ci sono molto spesso concomitanze di disturbi ossessivo-compulsivo, positivo-provocatorio, però ci sono ovviamente comunque anche terapie che hanno dimostrato una significativa riduzione dei tic a livello psicoterapeutico, che sono comunque l'exposure and response prevention, ovvero l'esposizione e prevenzione della risposta, e l'habit reversal training, che è l'utilizzo di una risposta competitiva, ma si usano differentemente a seconda dei tipi presenti. Perché ad esempio l'esposizione e prevenzione della risposta può essere la terapia più efficace nel momento in cui risultano coinvolti più tic, ad esempio motori e vocali, e prevede sessioni in cui la persona viene indotta a concentrarsi su quella che è la sensazione premonitrice del tic, sviluppando quindi in tal modo quella che viene definita un'inibizione reattiva. Quindi questa pratica comporta automaticamente la riduzione della percezione del disagio, che spesso precede un tic, e quindi ne minimizza anche il significato emotivo, e successivamente poi al riconoscimento della sensazione di tensione viene indotta una risposta di rilassamento tramite un protocollo che è il protocollo di Benson e Proctor, in cui poi alla percezione del fastidio che è legato al tic, l'attenzione viene spostata sul respiro e sul rilassamento progressivo del corpo, e in questo modo il tic può essere interrotto e tollerato. Quindi proprio così i ragazzi imparano anche a mettere in atto un comportamento alternativo al tic. Invece quella che poi è l'habit reversal training prevede il focalizzarsi su un tic alla volta, per cui viene scelta una risposta competitiva, quindi incompatibile con l'emissione del tic. E quindi l'attuazione di un movimento competitivo impedisce l'espressione del tic. Ad esempio, per l'ammiccamento degli occhi, una risposta competitiva potrebbe essere tenere gli occhi bene aperti. Oppure se il tic consiste magari nel tirare fuori la lingua, una risposta competitiva potrebbe consistere nello stringere le labbra, però anche in questo caso sarà comunque importante per la persona imparare a riconoscere il tic, registrandone la frequenza di emissione, i contesti in cui si manifesta, e soprattutto se viene percepita a monte, quindi una sensazione di fastidio, e inoltre anche quali sono i gruppi muscolari coinvolti. Quindi c'è bisogno comunque di una grande consapevolezza. Senta, dottoressa Di Nardo, che incidenza ha questa patologia? Ci sono tante persone qui in Friuli Venezia Giulia che ne soffrono, di cui appunto lei è a conoscenza, perché lei appunto si è dedicata, no, come psicologa al trattamento di queste persone. Sì, in Friuli sono più o meno lo 0,3%, quindi sono più o meno 3 persone ogni 1000, però comunque ovviamente la popolazione mondiale è l'1-2% della popolazione adulta,
18-20% più o meno della popolazione pediatrica. Ecco, Quindi comunque sono assolutamente necessari interventi precoci. ecco, la signora che abbiamo sentito appunto e ci ha portato la sua testimonianza ha detto che ci vorrebbero anche dei medici dedicati, no? Questo cioè è un po' difficile riuscire a trovare uno specialista che sia esclusivamente dedicato su questa patologia, perché chiaramente i medici sono specializzati su tante, no? Su un insieme di patologie, ma trovarne uno dedicato. Ma, i servizi comunque di neuropsichiatria infantile solitamente comunque prendono in carico dalla diagnosi e poi la signora appunto diceva che c'erano difficoltà per quanto riguarda il trattamento, quindi per questo molto spesso si rivolgono ai privati. La problematica è che comunque proprio perché la sindrome di Tourette coinvolge comunque anche altri aspetti come appunto può essere quello dell'iperattività, a volte del disturbo ossessivo-compulsivo, quindi fare una diagnosi differenziale è abbastanza difficile, soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con Noemi Di Nardo, che ricordiamo essere psicologa e psicoterapeuta, che si occupa soprattutto della sindrome di Tourette. Quindi gli auspici per il futuro, anche per queste famiglie del Friuli Venezia Giulia. E chiudiamo con questo, dottoressa Di Nardo. Grazie, arrivederci. Grazie per essere stata con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.